Lignano piange le 3 vittime dell'incidente in A4, viaggiavano tutte sulla stessa vettura, fatale un sorpasso azzardato, il tentativo di imboccare l'uscita e l'impatto contro la cuspide dello svincolo, il ricordo degli amici. Coldiretti lancia l'allarme in regione, il rincaro dei costi di produzione del latte mette a rischio la sopravvivenza di tante aziende zootecniche del territorio. Oggi confronto a Udine con l'assessore Zannier. Dalla prossima estate l'ascensore che da Vicolo Sottomonte porta al belvedere del piazzale del Castello di Udine sarà realtà. Avviato il cantiere, costo complessivo dell'opera 2.600.000 euro. Lisa Vittozzi a cuore aperto alla fine delle Olimpiadi. Sono delusa, ripartire non sarà facile ma lo farò. Non ascolto le critiche dal divano, non è intelligente sparare da casa su un atleta in difficoltà. Dopo un lungo esame il giudice sportivo ha deciso Fiorentina-Udinese, gara in calendario per il 6 gennaio scorso, sarà giocata e i bianconeri erano stati fermati dall'azienda sanitaria per diversi casi di Covid. Buonasera a tutti voi da Telefriuli, bentrovati all'edizione serale del nostro telegiornale. Lignano piange le 3 vittime morte ieri in uno scontro sull'autostrada A4 mentre viaggiavano sulla stessa auto. Fatale è stato un sorpasso azzardato e l'impatto contro la cuspide dello svincolo di Latisana nel tentativo di imboccare l'uscita. Ricostruiamo quanto è successo in questo servizio. Un sorpasso avventato, il tentativo di rientrare e girare immediatamente per imboccare l'uscita di Latisana e lo schianto contro la cuspide dello svincolo. È la ricostruzione del tragico incidente avvenuto ieri sera poco prima delle 20 sull'autostrada A4. Pesante il bilancio, 3 le vittime. A perdere la vita Britta Kulp, una donna di nazionalità tedesca di 73 anni, seduta nei sedili posteriori della vettura, e il secondo passeggero, posizionato sul sedile lato guida, Roberto Cartini, di 59 anni, nato a Treviso. Morto a poche ore dal suo ricovero anche il conducente dell'auto, Giovanni D'Ascoli, 74enne, rianimato sul posto dai sanitari ma trasportato in ospedale in condizioni critiche. L'auto, una Hyundai, dopo aver impattato la cuspide, è rimbalzata all'indietro ed è stata centrata dallo stesso auto articolato che procedeva nello stesso senso di marcia. Il veicolo leggero ha finito così la propria corsa contro il guardrail laterale. Sul posto, oltre al 118, i vigili del fuoco, il personale di Autovie Venete, i soccorsi meccanici e la polizia stradale che ha rilevato l'incidente e gestito il traffico senza dover chiudere il tratto autostradale. Abbiamo appreso del grave incidente ieri sera e siamo sconvolti, ha dichiarato il sindaco di Lignano Sabbiadoro, Luca Fanotto. Questa mattina poi ci siamo svegliati con il dolore e l'incredulità per un incidente che non ha lasciato scampo a 3 lignanesi stimati. La comunità si stringe attorno alle famiglie colpite da un lutto grave e improvviso. Sono situazioni drammatiche che hanno bisogno del conforto di ognuno di noi, ha chiuso Fanotto. E Roberto Cartini era titolare di una rosticceria a Lignano Pineta, mentre Britta Kulp e Giovanni D'Ascoli erano noti per aver gestito fino a pochi anni fa un negozio di souvenir antiquariato a Sabbiadoro. Ecco chi erano le 3 vittime ricordate dagli esercenti della zona, tutti increduli e sconvolti per l'accaduto. Mauro Vidotto, lei conosceva Roberto Cartini? Noi siamo vicini di attività, lo conoscevamo, noi siamo 22 anni che siamo qua, quindi lo conoscevamo, dico, abbastanza bene. E ci mancherà tanto e nel corso degli anni piano piano si è formata una specie di famiglia qui nella borgata, quindi al di là del lavoro e tutto quanto va via una bella parte affettiva. Simone Cherottini, qual è lo stato d'animo? Molta disperazione, non possiamo dire assolutamente nulla perché queste cose purtroppo il destino a volte ti racconta brutte situazioni, è successo e non possiamo dire niente, siamo molto rammaricati, tutti avviliti, perché comunque è una persona molto conosciuta, qua comunque lui tiene aperto sempre da Pasqua fino a fine di ottobre, quindi comunque qua è un quartiere che siamo tutti una famiglia, ci conosciamo e dispiace veramente tanto. Renato Sebastiani, se lei conosceva le 2 vittime? Sì, ma brave persone, insomma, sì. Lui era della Bassa,
cioè di Napoli, e lei era tedesca, sì. Ho saputo stamattina che è venuta qua una persona, mi ha detto che è successo questo incidente e dopo anche gli altri hanno parlato, insomma, ecco. Sì, siamo rimasti un po' sbalorditi. E Roberto Cartini era anche socio di Confcommercio. Ho perso un amico, ci ha detto commosso Alessandro Tollon. Purtroppo le conoscevo bene, una notizia tragica che ha sconvolto la comunità lignanese. Erano anche dei colleghi e li ricordo. Non ho adesso parole per descrivere il sentimento mio e il sentimento di tutta la comunità lignanese. In particolare Roberto Cartini era un amico del cuore, era in negozio da me qualche giorno fa, ero a cena da lui il giorno prima della tragedia e in questo momento c'è una tristezza, una cupezza infinita. Era anche socio di Confcommercio. Era un socio di Confcommercio, un lavoratore instancabile, amava il suo lavoro. L'ho saputo ieri sera intorno alle 10 e sono rimasto sveglio tutta la notte e malissimo. Ho avvisato un altro amico che era con noi alla cena l'altro ieri e non abbiamo potuto fare altro che piangere. I cittadini devono capire che quando sono alla guida devono prestare la massima attenzione e rispettare le regole, perché distrazione e imprudenza sono all'origine della maggior parte degli incidenti. Maurizio Paniz, presidente di Autovie Venete, commenta così l'ennesimo incidente avvenuto in autostrada. Qui la questione non è il numero di corsie a disposizione, continua Paniz, a fare la differenza sono l'educazione e il rispetto delle regole. Disattenzione e imprudenza degli automobilisti, conclude il presidente di Autovie Venete, rischiano di provocare gravi danni ad altri innocenti. E c'è stato un altro grave incidente stradale questa mattina lungo la ex provinciale 21 a Rivatte di Fiume Veneto. Un mezzo militare del reggimento Fanteria Belluno diretto a Udine è finito nel fosso. I 2 militari occupanti sono rimasti gravemente feriti, entrambi elitrasportati a Udine. Usavano il gel igienizzante per appiccare roghi vicino a porte di abitazioni private o di luoghi di culto. A Gorizia le immagini della videosorveglianza e alcune testimonianze hanno consentito di incastrare i responsabili. Si tratta di ragazzini, tutti con meno di 18 anni, che sono stati segnalati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minori di Trieste. Sono una decina gli episodi contestati che hanno suscitato grande preoccupazione tra i residenti e si riferiscono all'arco degli ultimi mesi. Il primo rogo risale al 20 dicembre, quando il fuoco è stato appiccato nel vano ascensore di un condominio di Viale 24 Maggio. Altri roghi hanno poi interessato tra l'altro le porte di abitazione private, la chiesa di San Rocco di Sant'Ignazio e quella del Duomo. Sono subito partite le indagini e la squadra mobile della questura di Gorizia è risalita agli autori dei primi episodi. Sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale. I genitori dei ragazzi convocati in questura sono stati invitati a un'attenta vigilanza affinché non accadano più episodi del genere. C'è stato un violento incidente sulla tangenziale est tra Tavagnacco e Povoletto per cause che sono ancora in corso di accertamento. 2 veicoli si sono scontrati quasi frontalmente, bloccando la circolazione e rimanendo danneggiati, feriti 2 conducenti, di cui uno in maniera più seria. Sul posto gli agenti della polizia locale insieme al personale dei Vigili del Fuoco e del 118. Non è ancora stato fissato l'interrogatorio di Giovanni Belmonte, il dirigente della divisione amministrativa e immigrazione della questura di Udine, che si trova da martedì agli arresti domiciliari con l'accusa di avere concordato incontri con una minorenne per ottenere dalla ragazza prestazioni sessuali a pagamento. Sull'inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Bologna, la città nella quale erano stati concordati gli incontri, viene tenuto il riserbo totale, non c'è nessun
commento dai vertici della Questura e dal difensore di Belmonte, l'avvocato Stefano Comand di Udine. Non sono trapelati neanche altri particolari sulla vicenda che, secondo l'ipotesi di accusa, risale al 2018. Non è stato confermato se gli incontri siano stati solo concordati o se invece si siano effettivamente svolti. Gli investigatori ipotizzano che la ragazza coinvolta nella vicenda possa essere una prostituta e subito dopo la notifica dell'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, Belmonte è stato sospeso dal servizio del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Un furto su commissione in un'impresa di Martignacco si è concluso nel peggiore dei modi per i malviventi. Vediamo. Siamo con Nicola Bastianutti, imprenditore titolare della N Costruzioni. Allora, in questo capannone, Nicola, cosa è successo? Abbiamo subito un furto che si è risolto nel migliore dei modi grazie alle forze dell'ordine. Nella notte sono entrati dei ladri, hanno aperto la porta, sono riusciti a entrare dentro il capannone e hanno portato via il camion gru grande con il furgone piccolo, con uno scudo. Nel frattempo sono riusciti anche a prendere tutta l'attrezzatura edile, quindi noi la mattina quando siamo accorti del furto eravamo senza un attrezzo, hanno portato via tutto, non ci ha lasciato neanche un martello, quindi hanno portato via tutto. L'obiettivo era comunque le bobine di rame, di ferro. Sì, il camion è stato trovato a Godia e gli serviva probabilmente per il camion gru per prendere le bobine dell'Enel che poi sono state ritrovate anche quelle, però per prendere la quantitativo di ferro, perché l'obiettivo era quello. Il valore? Il valore tra materiale e quant'altro si aggira sui 60.000 euro circa. Nelle ultime ore c'è stato un altro furto, sempre ai danni di un artigiano. Sì, nella zona di Passons, un idraulico, gli hanno rubato tutta l'attrezzatura dentro il furgone, tutta l'attrezzatura edile anche a lui, quindi il ragazzo mi ha chiamato a me per sapere come ho agito e io ho detto che sono stato dai carabinieri di Udine e loro hanno svolto tutte le ricerche e quello che devono fare. La pagina Covid con numeri da zona gialla per il Friuli Venezia Giulia. I contagi dopo 2 mesi e mezzo scendono sotto quota 1000. Era dal 28 dicembre che non si registravano così poche infezioni, se escludiamo dal computo il lunedì, giornata in cui storicamente i dati sui tamponi eseguiti di domenica contavano generalmente poche centinaia di infezioni. Complessivamente oggi 994 nuove positività su quasi 14.000 test eseguiti, sempre alto però il numero dei decessi avvenuti nelle ultime 12 ore, nelle ultime 24 ore, ben 11. Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 20, così come quelle in altri reparti a 350. E ad oggi risultano in isolamento meno di 25.600 corregionali. Domani al Teatro Giovanni da Udine a partire dalle 20:45 lo scienziato Mauro Ferrari presenterà il suo primo libro, Infinitamente piccolo, infinitamente grande. Lo stesso scienziato ha già svelato i motivi per cui si è dimesso dalla presidenza del Consiglio europeo della ricerca. Non sono stato ascoltato quando chiesi di impiegare maggiori risorse per il Covid. Lo ascoltiamo in un estratto della puntata di Screenshot che andrà in onda questa sera alle 19:45. Un onore straordinario per me essere presidente di questo organismo che è bellissimo, un'importanza straordinaria del quale ho un rispetto enorme, però davanti alla crisi che stava arrivando questo tsunami di dolore e di tragedia, secondo me, essendo a capo di uno dei centri, una delle organizzazioni di ricerca principali al mondo, mi sembrava ragionevole dire: ragazzi, non sappiamo bene cosa sia questa roba che sta arrivando, non lo sa nessuno, ma noi abbiamo tutti questi premi Nobel che finanziamo, tutti questi bravissimi scienziati in giro per il mondo, tiriamoci sulle maniche e inventiamoci qualcosa. Il Consiglio ha deciso, e non era potere mio, non ero dittatore, il Consiglio ha deciso che non voleva mettere niente delle proprie risorse mirate sul Covid. E lì mi sono sentito fuori posto, poteva fare, io credo, molto meglio. Ho scritto secondo me cosa andava fatto, l'ho reso pubblico, non è stato trovato di interesse, ho detto va bene, vi rispetto nelle vostre scelte, vi auguro il miglior successo e fortuna possibile e io me ne torno a fare quello che ho fatto tutta la vita, che è quello di fare farmaci nuovi e portarli in clinica. 15 comitati e i partiti di opposizione chiedono di rilanciare il ruolo della sanità pubblica in Friuli Venezia Giulia.
Rilanciare il ruolo della sanità pubblica, fondi adeguati per assumere, riattivare servizi soppressi come le guardie mediche, valorizzare il ruolo dei distretti e coinvolgere i sindaci. Parte ufficialmente oggi la raccolta di firme su base regionale per chiedere alla giunta guidata da Massimiliano Fedriga di rivedere la gestione della sanità. Sì, oggi tutte le cittadine e i cittadini sono accorti in regione che così non si può più andare avanti. Servizi ridotti, costi impossibili per ricorrere al privato, rallentamenti enormi nell'erogazione di alcuni servizi, gli operatori e le operatrici che sono in sofferenza, non ce la fanno più, i soldi ci sono paradossalmente, vengano usati per aumentare il personale e per aprire i servizi. L'iniziativa è stata lanciata da alcuni cittadini e poi accolta da 15 associazioni e dal sindacato della CGIL di Trieste. Questa iniziativa, questa petizione che abbiamo deciso di lanciare parte proprio dal basso, cioè dal desiderio dei cittadini di poter partecipare alle scelte della Regione rispetto alla sanità che sta scemando. Stiamo perdendo veramente in questi ultimi anni tutto quello che avevamo come sanità pubblica regionale, eravamo un fiore all'occhiello. Chi soffre di più in questo momento sono soprattutto le zone montane, le zone più lontane. Al fianco dei cittadini, tra cui anche operatori sanitari, il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e Patto per l'Autonomia. Non c'è un obiettivo definito sul numero delle firme, saranno tutte in presenza e i banchetti verranno organizzati nei mercatini e nelle sedi delle società aderenti. Una volta chiusa la raccolta, le sottoscrizioni verranno consegnate in Consiglio regionale. Favorevole ai 5 referendum accolti sulla giustizia, contrario a quelli su cannabis e eutanasia, comunque bocciati dalla Consulta. È la posizione espressa dal Presidente della Regione e della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga durante il suo intervento a Un giorno da pecora su Radio 1. In merito ai quesiti sulla giustizia, ha detto che voterà a tutti i quesiti sì, anche sull'abolizione della legge Severino. Penso che la politica, ha motivato Fedriga, si sia un po' lavata la coscienza facendo delle norme che poi vengono applicate in modo particolare. Ma la politica in primo luogo deve risolvere e allontanare chi compie atti non solo illegittimi ma anche non consoni a un rappresentante dei cittadini e delle istituzioni. Ai referendum su eutanasia e cannabis, ha poi rivelato Fedriga, avrei votato no a entrambi con forza. E poi ha espresso un giudizio in vista delle prossime elezioni politiche. Capisco che ci siano le elezioni il prossimo anno, però non si può pensare di governare semplicemente mirando alla prossima campagna elettorale. Bisogna avere un progetto per il Paese. Il direttivo regionale di Coldiretti lancia l'allarme. C'è il rischio di chiusura di aziende zootecniche per il rincaro dei costi di produzione del latte. La Coldiretti lancia l'allarme per l'incremento dei costi di produzione, in modo particolare del latte. Le remunerazioni sono troppo basse e mettono in grave difficoltà le aziende. La situazione rischia di ripercuotersi anche sui consumatori. I vertici nazionali della Confederazione hanno dichiarato di essere pronti a presentare le prime denunce contro le pratiche sleali. In Friuli Venezia Giulia, Coldiretti ha chiesto all'assessore regionale Stefano Zagner di convocare un tavolo con le parti interessate per verificare condivisione e applicazione a favore dei produttori del territorio dell'accordo dello scorso novembre siglato tra le organizzazioni agricole, l'industria alimentare e la grande distribuzione per sostenere il prezzo del latte alla stalla. Non è possibile andare a remunerare il prezzo, faccio l'esempio classico del latte, al di sotto di quello che è il costo di produzione. Su questo credo ci sia necessità di mantenere alta l'attenzione anche a seguito dei decreti ministeriali che sono stati emanati a dicembre e che definiscono in maniera chiara e inequivocabile che questa è pratica sleale e quindi dovrebbe essere segnalata attraverso l'ICQRF. A noi risulta che il latte può essere pagato molto di più di quello che oggi viene pagato, senza che chi lo acquista subisca, danni dal punto di vista economico. Quindi è chiaro che c'è una speculazione. La Kronospan di San Vito al Tagliamento ha presentato un esposto alla Procura di Pordenone lamentando gravi irregolarità volte a danneggiare la propria immagine. In particolare nel documento sono stati chiesti accertamenti su una raccolta di firme tra i dipendenti della municipalizzata Ambiente e Servizi di San Vito al Tagliamento, svoltasi sul posto di lavoro in pieno orario lavorativo nella primavera 2021 proprio contro l'apertura del nuovo impianto. A riguardo, Kronospan ha formalizzato querela per le condotte di turbativa al libero esercizio dell'industria a suo danno. Secondo l'azienda, queste condotte hanno già procurato ingenti pregiudizi a causa dell'avvio ritardato di un investimento del valore di circa 250 milioni di euro, con ripercussioni gravi anche a livello occupazionale sul territorio.
A Pordenone è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra Comune e Guardia di Finanza per vigilare sui fondi in arrivo con il PNRR. Comune di Pordenone e Guardia di Finanza assieme per garantire trasparenza e controllo nella gestione dei numerosi finanziamenti legati al PNRR che arriveranno all'amministrazione per la riqualificazione della città. Con questo obiettivo è stato sottoscritto, alla presenza del prefetto Domenico Lione, uno specifico protocollo d'intesa. L'intesa raggiunta oggi conferma la forte collaborazione esistente fra il Comune di Pordenone e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza e consolida il percorso che il Comune di Pordenone seguirà nell'impiego di questi fondi, mettendo a disposizione della Guardia di Finanza, preliminarmente alla fase dell'esecuzione contrattuale, una serie di dati che potranno essere oggetto di un'approfondita analisi di carattere economico-finanziario, utile a prevenire e nel caso reprimere eventuali tentativi di infiltrazione di consorterie criminali nell'imprenditoria lecita. Uno strumento in più anche a tutela del Comune. Questo accordo è finalizzato a garantire trasparenza e legalità in un sistema che può essere opaco, ovvero il PNRR è una grande opportunità e anche una grande responsabilità per gli enti pubblici, ma può attirare ovviamente anche l'attenzione di imprese che non sono assolutamente trasparenti. Il nostro obiettivo è quello di gestire bene queste risorse. 10 milioni di euro dalla Giunta regionale per progetti di riqualificazione dei centri minori e dei borghi rurali. Sedi municipali, biblioteche, parchi pubblici, rifugi, scuole e palestre. Sono 60 su 136 presentati i progetti di riqualificazione di piccoli centri e borghi rurali approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alle infrastrutture Graziano Pizzimenti per un valore di 10 milioni e mezzo di euro. La maggior parte degli interventi è finalizzata alla ristrutturazione di edifici pubblici, in primis sedi municipali, ponendo attenzione all'adeguamento sismico, al risparmio energetico e all'accessibilità. Approvata oggi su mia proposta in giunta regionale la graduatoria per i finanziamenti dei piccoli comuni. Sono circa 60 interventi per un importo totale di 10 milioni e 500 mila euro che vengono distribuiti sul territorio. Circa 200 mila euro per ogni intervento che danno la possibilità di mettere in sicurezza municipi, scuole e altri luoghi pubblici. Intervento molto atteso dai comuni ma dal territorio in generale. Il Partito Democratico di Udine ha organizzato un convegno intitolato Ecosistema Friuli. Vediamo di cosa si tratta. Un sistema economico regionale al centro del mondo. È questo l'Ecosistema Friuli, nucleo del convegno organizzato dal Partito Democratico Provinciale di Udine e che ha visto la partecipazione di esponenti del mondo politico ed economico. Un sistema che si confronta quotidianamente con le sfide globali, capace di mutare equilibri ad ogni livello dell'economia regionale. Ci sono questi elementi di rischio che fanno vacillare le crescite attese. Le crisi, soprattutto quella ucraina, sta portando a problematiche molto grandi, soprattutto nell'energia. Questo si ripercuote sull'inflazione che ci attendiamo e speriamo che non sia strutturale, perché nel momento in cui diventa strutturale le banche centrali aumentano i tassi di interesse e questo si ripercuote in modo abbastanza negativo sull'economia. Bisogna sempre però stare in guardia e ora siamo molto concentrati noi appunto sul caro energia e anche sulla supply chain, perché le problematiche relative agli approvvigionamenti e al costo di alcuni materiali ci devono far tenere alta l'attenzione. Sarà realtà dalla prossima estate l'ascensore che porterà al Castello di Udine. Dalla prossima estate si potrà accedere al piazzale del Castello di Udine in ascensore salendo da Vicolo Sottomonte. Stanno procedendo i lavori di realizzazione del secondo lotto dell'opera, che è stata progettata per abbattere definitivamente le barriere architettoniche. Il costo complessivo è di 2.600.000 euro, sono fondi europei, regionali e comunali. È una delle due fasi della salita al castello meccanizzata, quindi con l'ascensore. Siamo partiti, se vi ricordate, molti mesi fa con il primo lotto, da Vicolo Sottomonte siamo saliti con l'ascensore, qui si vede l'ascensore che è arrivato ad un piano in cui c'è una cisterna ex Amga dell'acqua che adesso è in disuso, però è del 1888, quindi è in corso anche il recupero e riqualificazione storica della cisterna, e dove c'è già praticamente il primo vano dell'ascensore ci sarà un collegamento diciamo pedonale fino a collegarsi quei 40 metri che si collegano col nuovo vano dell'ascensore che raggiungerà proprio qui la vista del Castello di Udine.
Un accordo tra la Questura di Udine e l'associazione Istrice è mirato ad attività per gli uomini ammoniti per stalking e violenza domestica. 3 per violenza domestica e altrettanti per atti persecutori. Sono già 6 in un mese e mezzo i casi di ammonimento da parte del questore nella sola provincia di Udine dall'inizio del 2022. Un fenomeno in aumento che con il lockdown non è decresciuto, anzi. E per questo la questura udinese ha firmato una convenzione con l'associazione Istrice, un centro d'ascolto, di supporto e soprattutto di cambiamento rivolto agli uomini autori di questi gesti. Il protocollo Zeus è un protocollo che nasce a Milano nel 2018 e che costituisce un ulteriore strumento che hanno le forze di polizia, ma anche le associazioni e la società, per contrastare la violenza di genere, occupandosi del maschio maltrattante, del maschio violento. Nel momento in cui la figura maschile responsabile sarà ammonita dal questore, verrà avviato ad un percorso di riabilitazione finalizzato ad apprendere le corrette modalità di gestione delle emozioni. Nel momento in cui c'è stata questa presa in carico, questa presa di consapevolezza da parte dell'uomo, iniziano dei percorsi di gruppo che richiedono, appunto, sono un incontro a settimana per 6 mesi, e successivamente alla fine di questi 6 mesi ci saranno 3 incontri di follow up in cui noi incontriamo individualmente quest'uomo in modo da capire come il percorso di cambiamento che effetti ha fatto in lui, e in più se si trova ad affrontare altre situazioni di difficoltà, cioè situazioni in cui non sa che scelta fare, non sa che alternativa mettere in atto. E sul tema della violenza domestica l'attenzione delle forze dell'ordine è sempre alta. Il questore di Pordenone invita a contattare le forze di polizia ai primi segnali. Centri antiviolenza e forze dell'ordine vanno di pari passo nella tutela di chi viene maltrattato, donne, ma non solo, e per questo è importante rivolgersi senza paure alle autorità per denunciare eventuali abusi. Noi all'interno della divisione anticrimine delle squadre mobili abbiamo del personale che è stato proprio opportunamente e specificatamente formato per appunto anche facilitare questa attività di ascolto di chi ha subito delle violenze, di chi ha subito dei comportamenti vessatori nei suoi confronti. E poi abbiamo gli strumenti ovviamente legislativi, l'ammonimento del questore, l'ammonimento nei confronti di persone autrici di violenza domestica, che sono tutte iniziative. In vista dell'8 marzo Despar ha avviato una raccolta fondi nei propri punti vendita per sostenere l'associazione Voce Donna. Il mondo ha bisogno delle donne. A ribadire il concetto, nell'omonima iniziativa arrivata all'8ª edizione, è Despar che in vista della Festa della Donna mette in campo una raccolta fondi dal 21 febbraio all'8 marzo nei suoi punti vendita del Triveneto, dell'Emilia Romagna e della Lombardia. Il ricavato andrà come sempre a sostegno del territorio. Per il Friuli Venezia Giulia noi abbiamo sostenuto in questi anni moltissime associazioni. Questa volta l'aiuto che noi vogliamo dare lo vogliamo dare per l'associazione Voce Donna, questa associazione che ha sede a Pordenone ma che sul territorio della nostra regione ha queste strutture di accoglienza per poter aiutare le donne che hanno subito violenza sia singole che con i loro bambini. Alle nostre casse, le nostre colleghe, i nostri colleghi chiederanno ai clienti alla chiusura dello scontrino se vuole lasciare donare i centesimi per arrotondare lo scontrino o se vuole donare qualcosa di più. Questo lo faranno per centinaia di migliaia di volte. Un aiuto fondamentale per Voce Donna che da anni difende e tutela i diritti delle donne maltrattate e dei loro figli. Noi siamo riconoscenti alla Despar veramente per questa iniziativa. L'associazione Voce Donna Onlus opera dal 1997 sul territorio della provincia di Pordenone e dal 2018 abbiamo anche un centro antiviolenza a Tolmezzo. Nel corso del 2021 l'associazione conta 215 nuovi contatti per un totale annuo di 849 colloqui. Nelle case rifugio sono state accolte 20 donne e 26 minori. Lisa Vitozzi a cuore aperto alla fine della sua esperienza olimpica a Pechino. È stata una delusione, ci ha detto in una lunga intervista che sentiremo tra poco a Sport FVG. Ripartire non sarà facile, ma lo farò. E poi sulle critiche ha detto non le ascolto, non è intelligente sparare dal divano su un atleta in difficoltà. E a Sport FVG tra poco parleremo anche di
udinese, perché finalmente è arrivata la decisione del giudice sportivo sulla gara contro la Fiorentina che doveva giocarsi al Franchi il 6 gennaio scorso. L'Udinese non si era presentata a causa della quarantena imposta dall'azienda per casi Covid nel gruppo squadra e la gara si giocherà. Grazie per aver seguito il nostro telegiornale, vi auguro un buon proseguimento di serata su Telefriuli. Arrivederci.